amici bellini, noi ci dovremmo dare una mossa. Non perché, insomma, la questione Allegri resta in piedi perché arriverà prima GTA 6 e poi Allegri. Ma non è questo il problema è darsi una mossa, perché poi se si muovono le altre squadre può capitare una reazione a catena che adesso non so se state leggendo, perché l'Atalanta potrebbe avere molta disponibilità e potrebbe anche andare a richiedere Ghila. L'Inter poi a quel punto avrebbe bisogno di un terzino e si potrebbe tuffare su uno tra quelli che comincia. Allora, non so cosa ci finisce in copertina, se io che do addosso ad Allegri con i fulmini. Questa fu un'immagine che creammo a gennaio, io non mi ricordo, forse stavamo parlando del Milan, insomma, vabbè. Al di là di questo, la scelta è stata fatta, bisogna prendersene le responsabilità e andare avanti. Questo ritardo sempre, queste questioni che vengono raccontate, no? La buona uscita, i soldi, ci vediamo a fine mese, ti porto in tribunale, non vi preoccupate, comunque così. Io tutto questo è la prima volta che lo sento, sarò scordarello io. Insomma, da che calcio è calcio quando un allenatore viene esonerato, licenziato, qualcuno dice no è licenziato, no è esonerato, giusta causa. Ognuno dice la sua, ma quando uno viene esonerato tu devi continuare a pagarlo, a meno che non hai un'altra squadra che se lo va a prendere, lo mette sotto contratto e tu ti togli da dosso questo stipendio così. Quindi il Milan non ha nessuna intenzione di tenerlo bloccato. Partiamo da questo presupposto qua. E Allegri che sta facendo delle manfrine per avere una buona uscita. Se poi sta scritto sul contratto, ripeto, dal contratto, se mi esonerate mi dovete dare tot. E allora là è un altro paio di maniche. E là è il Milan che deve rispondere. Però, arriviamo al conquibus per buttare almeno uno dei capi a terra. Perché De Laurentiis ha detto non vi preoccupate. Se ho letto delle dichiarazioni, dice sono appena atterrato, adesso facciamo tutto. Ho anche letto che Giovanni Manna si doveva sposare, non so bene le cose. Voi però, se siete qui, se siete iscritti, volete sapere qualcosa da me, noi possiamo tirare un paio di puntini, non possiamo fare altro che dei ragionamenti. Lasciate un like, perché il ragionamento, che non è uno sfogo, voi lo sapete, ogni tanto mi diverto a fare lo sfogo per sbloccare le trattative, non sono veri sfoghi, lo abbiamo fatto con Neres all'epoca, alcune non sono riuscite, Adeyemi, Garnace, però vabbè, non ci possiamo fare niente. Però la riflessione è sull'Atalanta, che adesso Petolà ci dice potrebbero offrire 20 milioni per Ghila, eccetera. Tu è giusto che aspetti anche per certi profili, perché li metti nella condizione di abbassare le pretese. Adesso la Lazio ha anche venduto, è arrivato l'Irwigo di Romagnoli in Arabia, quindi rimangono veramente senza giocatori e diventa un problema. La Lazio è un discorso proprio a parte, però è tutto a catena adesso, perché se l'Inter dovrà sostituire l'idea palestra con qualcuno, si parla di Dodò che doveva essere anche la nostra chiave o forse un piano B rispetto a quell'altro giocatore di cui abbiamo cominciato a parlare, sto continuando a studiare per non dire cose sbagliate al riguardo, e occhio, altrimenti sapete qual è il puntino che io unisco? Iscrivetevi al canale un attimo e unisco un puntino. Vuol dire che sulla fascia destra tu ci fai Di Lorenzo Politano, sempre considerando la difesa a 3, perché se tu hai ancora tutti quei difensori, arriva Allegri, io queste frasi che no ma quello fa la difesa a 4, no domani è impossibile. non lo capisco sotto quale base lo poggiamo. Quindi partiamo da questo presupposto. Vuol dire che tu puoi alternare Di Lorenzo e Politano sulla fascia, non fai nessun terzino nuovo. Non so se riesci a piazzare ancora Mazzocchi, se no ti tieni Mazzocchi, Di Lorenzo, Politano e li sfrutti a tutta fascia così. Di Lorenzo probabilmente titolare, che fa la fase offensiva ma è più terzino. Politano se ti senti proprio che
mamma mia, c'ho una voglia di attaccare, quindi così, però va la fase difensiva, eccetera, eccetera, ma insomma, questa mi sembra poi la risoluzione così, sempre che poi non perdi chila, perché poi a quel punto non puoi farti prendere da chi, e sappiamo che l'Atalanta fa spesso così, vendono bene, nel momento in cui vendono, puff, mettono subito sul piatto quello che hanno guadagnato per fare le cose in fretta. Certe volte è bene aspettare, perché non sai, anche giocatori che sono impegnati nel mondiale si possono infortunare, non lo sai, vedi Ismael Koné. Però alcune volte, quando sono dei giocatori che poi hanno molto mercato e possono entrare in gioco le squadre libere, non puoi competere. L'Inter ce lo sta dimostrando, l'Inter è la squadra più importante d'Italia in questo periodo storico e dovrebbe essere appetibile. No, se poi ti bussa una squadra anche che non è in Champions, che però sta in Premier League, è normale che tu vai. Io leggo dei tifosi, insomma, inorriditi, che dicono ha scelto i soldi, allora è un fosso scansato. Ma cosa ha scelto i soldi? Al di là dei soldi che Palestra sicuramente avrà scelto, se ti danno il doppio, dove vai? Vai a Londra. Non è che stai andando in Arabia, tu dici Gabri Veiga è andato in Arabia, è un giocatore che si perde a quella età se se ne va in Arabia. No, a quella età va a giocare in Premier League a Londra, in una squadra prestigiosissima. Eppure il problema dell'eventuale concorrenza sulla fascia destra, Palestra può giocare anche a sinistra e si sono venduti Cucurella. Vedete che se poi tu unisci i puntini piano piano, tutto ha un senso logico, e quindi non la vedo un'operazione assurda. Dici il ragazzo ha scelto i soldi, non la capisco questa cosa. Mi sembra più la reazione di uno che ci è rimasto male, che pensava di aver fatto il colpo e che non l'ha fatto, e adesso però si trova la dirigenza dell'Inter anche a dover dimostrare di aver voce in capitolo da squadra importante italiana, con un budget a disposizione che riverserà su altri giocatori. Quindi stanno parlando adesso di nuovo di Nico Paz, si parla di Attà e si parla anche di Dodò, perché qualcuno là a destra, avendo venduto Dumfries, avendo perso Dumfries per la clausola a 20 milioni, qualcosa lo dovranno fare, qualcosa lo dovremo fare anche noi. Però ripeto, guardando la nostra rosa di 46 giocatori, che bene o male senza gli infortuni è una rosa tra virgolette completa, devi solo decidere che modulo vuoi impostare, cioè che tipo di piano gara vuoi impostare per tutta la stagione, se vuoi avere le famose coppie. E allora devi avere 6 difensori, se vuoi fare la difesa a 3 devi avere 4 che vanno sulla fascia, Gutierrez, Spinazzola che rinnovato, così ci avevano detto, Gutierrez, Spinazzola da una parte, Di Lorenzo, Politano dall'altro, me ne vado per un'idea. Devi avere 6 centrocampisti di cui ti puoi fidare, e quindi devi decidere se ti puoi affidare ancora ad Anghissà, devi decidere De Bruyne che vuole fare, ma quello sarà un discorso post mondiale ovviamente, e poi capire cosa fare in attacco, perché adesso su Chila ci dicevano no, nell'operazione rientra anche Lucca, forse rientra Rafa Marin, benissimo, ma se io l'Atalanta non la considero una squadra che, cioè, è normale. Chila potrebbe avere velleità di giocare la Champions, una squadra un po' che è arrivata più avanti, però potrebbe anche decidere, se gli danno un ingaggio un po' più alto e ritorna da Sarri e magari gli piace la situazione là, potrebbe anche decidere quello, perché adesso l'Atalanta comunque rappresenta uno step in avanti rispetto alla Lazio, e i tifosi della Lazio lo sanno e non si devono sentire chiamati in causa, perché non è colpa loro. È colpa di una società e di una presidenza che non ne fa una giusta da parecchio tempo. È l'ultima che ho letto, insomma, in causa con una delle giocatrici della Lazio Women incinta, hanno perso la causa. È veramente tremendo. Allora, se li mettiamo tutti insieme queste cose, il Napoli che ancora deve aspettare che Allegri si liberi, e l'Inter che è beffata, perché sto leggendo anche di Solet che l'Inter avrebbe preso molto volentieri con un'offerta dell'Atletico Madrid. Occhio, stiamo sparendo dal circo, proprio come paese, come Italia, non siamo ai mondiali, e mettiamo Malagò in mezzo, vediamo quello che farà. Non abbiamo potere sul mercato, attenzione, stiamo diventando sempre più poveri, più irrilevanti, siamo irrilevanti, ed è un problema serio. Poi vi ripeto, io sono un po' stanco di sentire sempre le stesse cose, quei 3 o 4 esperti di mercato che ripetono sempre Napoli per Chila offre, però lo Tito
e stanno ripetendo questa frase proprio a pardella, cambiando una virgola per ogni frase e non c'è niente di nuovo. Diventa stancante e lo capisco. Se almeno ci decidiamo di mettere a terra il capo dell'allenatore. Sembra quasi che sai, poco. Allora, almeno noi possiamo fare un pochino di ipotesi sulla squadra, su quelle che potrebbero essere le velleità di mercato, ripetendo nel finale che comunque io se dovesse saltare, io ho detto a chi me l'ha chiesto in privato, perché comunque un po' di preoccupazione, di curiosità, cioè io esulto, partiamo da questo presupposto, salta Allegri, io vado in piazza, evviva. Però è comunque una barzelletta che non fa ridere se tu avevi impostato tutto un inizio estate, tutto, perché 3 anni di contratto, non è che la cosa d'emergenza chiami a uno e poi si vede, no, 3 anni di contratto avevi impostato, questo era il progetto. Però come al solito il calcio ti propone degli scenari dove magari il piano B è meglio del piano A. Chi è rimasto Palladino e Thiago Motta, di quelli che bene o male conosciamo e che sono a piedi e che conoscono il campionato italiano e che possono avere, tra virgolette, una certa credibilità, perché non sono di primo pelo. Però anche lì sarebbe il caso di muoversi prima che possa succedere qualcosa di imponderabile, che perdi sia l'uno che l'altro. Ma non avverrà, perché noi ci dobbiamo accettare che ci dobbiamo fare 1 anno, forse 2 anni, magari 3 anni. Se facciamo 3 anni vuol dire che le cose stanno andando bene e quindi non c'è problema. Ma se ci dobbiamo fare 1 anno di sofferenza, di conferenze banali a sviare le domande, di una comunicazione poco stimolante, perché io l'ho seguito tanto Allegri, anche per la curiosità contraria, no? Quando lo attaccavano quei soliti noti, e cercavo di ascoltare per capire, vuoi vedere che invece è un attacco a priori e non è vero? Invece no, erano attacchi giustificati per quanto ho visto e per quanto mi riguarda. Quindi lo dobbiamo accettare, lo accettiamo. Io l'ho accettato mentalmente che questo deve essere il nostro destino. Però dai, diamoci una mossa, perché possono accadere le reazioni a catena nel mercato e riguarda purtroppo anche gli allenatori. Quindi dai Napoli e mettiamoci in carreggiata. Da New York Valerio Fluido è tutto. Stanotte Scozia-Brasile, mettetevi la sveglia che è importante, magari domani ne parliamo.